vermentino di Gallura. Abbiamo il vermentino di Gallura e poi due tipi di Canonau, di Oliena e di Calangianus. Tondini, cantina di Oliena. Va bene. No, non ce la sto facendo. Rosso senza solfiti, composto da un uvaggio di Mietera, Cannonau e Merlot. No, mi spiace. Ok. Oh. Prego. Gianni Porco, presidente della Parrocchia di Coralias e della Trepid Tour. Oggi è una serata a base di vino e cabaret. Questa serata fa parte di un progetto che abbiamo fatto d'accordo con l'amministrazione comunale per promuovere il borgo di Trattalias. Un borgo, il fiore all'occhiello, è che se non si fa manifestazioni la gente viene e non lo conosce, non conosce la realtà di questo borgo. Si fa anche per dare qualcosa ai turisti, si fa conoscere i vini. Ringrazio in particolare le cantine che ci hanno offerto i vini, Tondini Calangianus, Contini di Oristano, Sant'Adi, Cantina Sant'Adi, Cantina Serdiana, Seimura, che sono stati generosi anche, quindi i vini c'è data volontà. Però ecco, la collaborazione di tutto il paese Trattaliese c'è stata, vogliamo far conoscere anche tutti gli artigiani che sono lungo il percorso della degustazione, perché è importante che vedano cosa c'è realmente in questo paese. No, è meglio fare di vigna giovane, Tutte e tre? quello di vigna vecchia fanno un po' di buono. Pensavo che volevi imitare. Ho visto con il generosa. Questo 80% Canonau e 20% Malvasia nera e Bovale sardo. 2007, l'isola dei Nuraghi come denominazione, Viaggiolas. Da quando ha 18 anni? Grazie, signore e signori. Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata. Che c'è amore? Bibi, c'è da fare un'ora e mezzo, perché io amo il
almeno faccia passare un quarto d'ora. Ce l'avranno rubato una mano. Se ti sì, con la donna quando si incazza con me sta così. Se chiede amore che c'è niente. Niente. Si pulisce la lacrima. Amore che c'è? Se te lo dico non vale. Cosa gira la ruota, compra un avvocato. No, ma è più semplice. No, è molto semplice. E la colpa, perdonate, è vostra, donne, che non accettate che noi uomini siamo delle bestie, degli animali. Noi non abbiamo avuto evoluzione in questi secoli. L'uomo da solo in qualche maniera si nasconde, la macchina importante, l'orologione, il telefoninino, l'alta carica professionale, ma è quando siamo in branco che si mostra la nostra avantura. Branco di uomini, passa una bella donna e i commenti sono due episodi che ho visto io con i miei occhi, ma storia vera. A Roma ho visto un'auto parcheggiata in fila indiana lungo Tevoli e messa bene. Ho visto una seconda auto parcheggiata in seconda fila che bloccava la prima auto. Sulla seconda auto, sul parabrezza, c'era un cartellino su cui era scritto torno subito. Ho visto una terza auto parcheggiata in terza fila che bloccava sia la prima sia la seconda, anch'essa con un cartellino su cui era scritto torno prima io. Vi racconto questo episodio che ho vissuto nel 94 che credo sia spettacolare. Io aspettavo l'autobus numero 12 alla fermata dove si ferma 10, 11 e 12. Ho visto passare 410, 411, un 19 che si è perso. L'artista apre le porte, mi guarda e mi fa: Dotto, scusi, sta mica dov'è via Mambretti? Io sorridendo mi guardo e le dico: no, mi dispiace, non so di qui. Lui: non t'ho chiesto di dove sei, t'ho chiesto se mica dov'è via Mambretti. Io un po' spiazzato dico: no, guardi, mi dispiace, non lo so, vabbè, c'è un chiudere le porte. Passano altri 410, 411, a un certo punto arriva il mio 12. Stipato di gente, cosa faccio? Aspetto altri minuti? No, sono abbastanza grosso da pretendere il mio spazio. Entro dentro, sgomito, si chiudono le porte, si parte, vengo investito da un odore di umanità stipata. Svengo ma non cado, resto incastrato. Poche centinaia di metri vengo svegliato dalla mega frenata dell'autista. Cerco di capire cosa è successo, vedo che sì, un giapponesino effettivamente aveva attraversato lungo le strisce ma senza controllare chi venisse da sinistra e solo alla prontezza dei riflessi dell'autista romano aveva fermato il mezzo salvando la vita al giapponesino che con la classica flebba romana una volta fermato il mezzo ha tirato giù il finestrino, ha guardato il giapponesino e gli ha detto: ah dama così, ma che cazzo stai a fare? Questi sono quanti io di sono andato in giro per il mondo, la barriera polare australiana, ho fatto le Maldive, fai una delle mie sogni più belle del mondo, torni sulla barca, trovi un milanese che ti dice: ma cazzo di cane? C'è il mare. Qualcuno a te ti dice che non è vero, siamo un classe, qualcuno a te, la storia che rimane, lascia tutto e se ne va. Sergio Sgrilli da Zelig a Tratalias, non è la prima volta, quindi questo diciamo gemellaggio, perché? Perché considero la Sardegna una seconda casa, un posto che amo molto e Tratalias è uno dei posti in cui la Sardegna è vera, insomma sono uno di quelli che frequenta la Sardegna da 20 anni ma non è mai stato in Costa Smeralda, non che non sia bella, però così. E poi un sodalizio forte con Gianni Porco, che è la persona che stimo molto e che da anni gestisce il mio calendario in Sardegna, quindi lui ha una sorta di esclusiva per questa terra. Ogni volta che vengo porto a casa un bel ricordo, quindi ogni volta che mi chiamano torno sempre volentieri. Lo conoscete il blues? L'hanno inventato gli americani. L'hanno inventata le persone africane portate in America, nei campi di cotone, a raccogliere cotone. Ma guardate questi cotone. In schiavitù, in catene, loro cantavano la paura di morire, la voglia della libertà.